Oggi abbiamo appena finito la masterclass Fenomeno Ribolla Gialla. In assaggio c'erano due ribolle gialle spumanti dell'azienda Mr. BioWine. Qui abbiamo Miss BioWine e Mr. BioWine che hanno portato una ribolla Brut e una Surly. L'azienda ha i vigneti in zona, diciamo, la Tisana, ma più verso la laguna di Marano, quindi in zona, insomma, vicino al mare, sapidità. Ecco, raccontateci qualcosa per i nostri follower sui social. Sì, come è stato detto, appunto, i nostri vigneti sorgono soprattutto nella zona di Marano Lagunare. È una zona che appunto dona una grande sapidità ai nostri vini e soprattutto anche una grande eleganza di profumi dati appunto dal fatto che i venti aiutano a mitigare un po' tutto quello che è l'umidità magari tipica delle nostre zone più interne, dell'entroterra appunto. Abbiamo deciso di presentare la ribolla a questo festival, di presentare un po' l'essenza delle nostre bollicine, cioè la nostra ribolla presentata sia nella versione spumantizzata Brut, quindi con un residuo zuccherino, siamo attorno ai 7 grammi litro, e la nostra ribolla Surly con un residuo zuccherino pressoché zero, perché appunto abbiamo svolto tutti gli zuccheri per permettere appunto la fermentazione all'interno della bottiglia e quindi insomma sono due nuovi modi di presentare la nostra ribolla, soprattutto il Surly che appunto è una... Che ho visto che in etichetta è un vino frizzante. Vino frizzante, sì, infatti siamo sui 2-3 bar di pressione, quindi assolutamente un vino frizzante. Come un pneumatico della macchina, quindi sì, siete pronti a correre, esatto, andiamo di ribolla. Una strada verso il successo, sì, con la ribolla. La ribolla è il nome di una varietà che secondo me ha già in sé questa bolla. Perché non spumantizzarla? Esatto. Ribolla, facciamo bolle. Esatto. Ma Mister, cosa dice Mr. BioWine? Io aggiungo molto poco rispetto a quello che ha detto Linda, però in effetti per noi la ribolla è un cavallo di battaglia. La nostra azienda, che è passata completamente all'agricoltura biologica da qualche anno e si sta finendo un percorso di conversione, crede molto nella ribolla, in tutte le sue forme, perché effettivamente noi qui oggi presentiamo due ribolle spumante, cioè due ribolle frizzanti effettivamente, ma abbiamo anche in gamma una ribolla ferma. Crediamo molto nella ribolla perché è l'espressione del nostro territorio. Noi siamo friulani della Bassa, è vero, però abbiamo vigneti un po' in tutto il Friuli, quindi conosciamo il terroir che il Friuli effettivamente ha nel suo DNA e crediamo che la ribolla sia forse una delle massime espressioni di questo terroir. Si è parlato oggi durante la masterclass effettivamente di tanti aspetti e tante varianti e variabili della ribolla. Crediamo che una volta valorizzata, una volta approfondita anche in tutte le sue tecniche di vinificazione può dare molte soddisfazioni, quindi per noi effettivamente è un punto molto fermo nella nostra ideologia di vino, ecco. Quindi un punto fermo per un vino mosso. Ringraziamo Miss e Mr. BioWine che stanno sulla riviera friulana, perché tante volte la chiamiamo bassa friulana, ma è giusto chiamarla riviera friulana perché si affaccia sul mare, siamo in terreni che sono vicini alla laguna. La ribolla contiene, come dicevamo, in sé già il nome della bolla delle bollicine e quindi diamo il benvenuto a queste nuove ribolle, la Brut e la Surly dell'azienda Mr. BioWine che si affaccia sul mondo delle bollicine. Tanti ettari, tante zone del Friuli Venezia Giulia, ma in questo caso hanno portato alla masterclass queste due interpretazioni della ribolla spumantizzata. Allora auguriamo successo e vedo che non abbiamo i calici, tra un po' andiamo anche a schiarirci un po' l'ugola. Grazie, grazie a tutti quanti. Grazie a voi per l'ospitalità.